Volevo qualcosa che appartenesse a lei. Parole agghiaccianti di una folle lucidità. Fabrizio Biscaro in un istante ha cancellato la vita di Elisa, l'ha barbaramente uccisa a sangue freddo, poi le ha tagliato l'orecchio che ha messo assieme al coltello dentro uno zaino. Meno di 24 ore per una tragedia senza un perché. Tutto ha inizio la sera prima, il 34enne come ogni giorno va al lavoro, timbra, ma dopo mezz'ora esce. Il suo stato psichico probabilmente è già alterato. A pranzo rientra a casa ed è l'ultima volta che lo vedono i genitori. Fabrizio nel pomeriggio sale in auto ed inizia la sua corsa verso una follia che lui non può più controllare. Prima da un tabacchino acquista una cinquantina di gratta e vinci per 200 euro, poi entra in un supermercato ed acquista un coltello lungo di quelli per tagliare il pane, una lama di una ventina di centimetri, poi di nuovo alla guida della sua Polo nera. Raggiunge la zona del Vittoriese, poi si dirige verso la Feltrina, trascorre la notte in macchina e la mattina entra nel parco dell'Isola dei Morti dove compie il massacro. La sua rabbia, dice, era cresciuta e voleva uccidere qualcuno. Il suo nome è Elisa. La vittima aveva parcheggiato nello stesso posto la sua 500, poi si era sdraiata a prendere il sole. Lui l'ha colta di sorpresa da dietro, un vero agguato. Un primo colpo l'ha fatta cadere dalla sdraio e poi ha infierito almeno una decina di volte. Le grida disperate di aiuto sono state sentite da due passanti che sono accorsi, troppo tardi per Elisa, ormai agonizzante. Fabrizio ha compiuto il suo massacro. Poco dopo si è presentato alla caserma dei carabinieri. Sono stato io, le prime parole. Ora spetto agli investigatori accertare i suoi spostamenti e rispondere a domande che per ora non hanno una risposta. Sono aspetti che stiamo verificando, quelli degli spostamenti di queste ore che hanno preceduto questo episodio efferato, così come stiamo approfondendo anche la personalità di questo soggetto, sempre d'intesa con il Procuratore della Repubblica, a cui cercheremo di fornire un quadro più possibile completo di questo episodio che purtroppo si è palesato in tutta la sua drammaticità. Si indaga, si cerca di capire, rimangono degli aspetti da chiarire. Davvero Fabrizio, come ha detto, non conosceva Elisa? Non l'aveva mai vista? L'ultimo sguardo di Elisa è stata verso di lui, verso quella persona armata e senza pietà. Ora si trova in carcere a Treviso, sorvegliato speciale per evitare conseguenze o reazioni di altri detenuti. A terra, sul Piave, quel sangue difficile da cancellare e da dimenticare.